Bentornati al Momento Critico, la nostra consueta rubrica cinematografica in compagnia del nostro esperto. Vianeo da Mestre, buonasera Vianeo. Eccoci qua, ci siamo. E allora questa sera vi racconteremo di un film particolare, a volte irriverente. Si chiama Ted, un film di Seth MacFarlane. Trama. Ma è la storia di un puteo che praticamente esprime un desiderio, sì? E attraverso questo desiderio riesce a portare in vita addirittura il suo orsacchiotto. Critica. Speriamo che mi capita anche a me una roba del genere con la bambola gonfiabile. No, Vianeo, per favore. Fate qua la trama di un film, dai. Non mi sembra una cosa da dire. Comunque, eleviamo il livello della trasmissione parlando del cinema italiano. Due grandi classici. Abbiamo pochi secondi, ma ce la faremo. Va bene. Nuovo Cinema a Paradiso. Trama. Di sera un cinema. Critica. Peccato. Sì, però magari dica qualcosa in più. Dico pochi secondi. Però. La leggenda del pianista sull'oceano. Trama. Allora, un pianista è bravissimo a suonare il piano, sì. Sta tutto il tempo su una nave pur di suonare il piano, ma diventa talmente bravo a suonare il piano che sei il più bravo al mondo a suonare il piano. Ma lui sta sempre su sta nave, non scende mai giù dalla nave pur di suonare il piano. Okay. E praticamente tanto che vive, che cresce, che sta dentro, che invecchia su sta nave pur di suonare sto piano, e pur di non abbandonarla, un giorno si fa esplodere con essa. Critica? A me non mi pare un gran piano, però no. Beh, grazie a Vianeo da Mestre, alla prossima puntata di Momento Critico. Benvenuti a Call Center Cortesia, il programma che affronta i vostri problemi psicologici e problematiche varie, e me chiama me e non capisco perché. Allora, chi andiamo qua? Prima telefonata, chi c'è? Salve, sono Carlo e ho 49 anni. Sì. Allora, convivo da 3 anni con la mia compagna. Sì. Lei è separata, io sono divorziato. Ho 4 figli nati da 2 relazioni precedenti, un matrimonio e una convivenza, e altri 2 nati con lei. E anche lei ha 3 figli, frutto di una sua storia precedente, insomma. Aspetta, scusa un momento che mi sto io a perdere quei conti, perché che sei presente a casa tua che a domenica in chiesa. E ora, ricapitoliamo, tu hai 3 femmine, sono arrivato a quota 3. Sì. E 9 figli? Sì, più o meno sì. Ecco, vuoi dirmi il tuo problema o pensi che io l'abbia già intuito? No, il problema è questo, cioè volevo sapere, in caso di una mia morte prematura... Che facilmente succederà. Ma a chi andrebbero i miei risparmi? Scusa, te che hai 3 femmine e 9 fioi e te che anche risparmi? Come hai fatto? Sì. No, come hai fatto ad avere risparmi con 3 femmine e 9 fioi? Ma dico io, e il consiglio? Il consiglio, tesoro, non sta a morire, aspetta, ti te da aspettare che mora tutti e dopo tira avanti il più possibile, non sta a morire, ascoltami, non morire. Ok, grazie, allora ci penserò. Sì, ciao, saluta la tua signora. Quale? Quella che te vuoi. Grazie. La risparmi tu,